Maturità dell'uomo significa aver ritrovato la serietà che si metteva nel gioco da bambini. Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la musica. Nessuno può gettare sopra il fiume della vita il ponte sul quale tu devi passare, nessuno se non tu. Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato. Spesso contraddiciamo una opinione mentre ci è antipatico soltanto il tono con cui essa è stata espressa. Il sognatore mente a se stesso, il bugiardo solo agli altri. Parlare molto di sé può anche essere un sistema per nascondersi. Se si tace per un anno, si disimpara a chiacchierare e si impara a parlare. Se guardi troppo a lungo l'abisso, poi l'abisso guarderà te. Di solito la madre, più che amare il figlio, si ama nel figlio. Ciò che viene fatto per amore accade sempre al di là del bene e del male. Il peggior nemico che puoi incontrare sarai sempre tu per te stesso. Chi soffre è una preda di tutti. Di fronte a un sofferente tutti si sentono saggi. Chi disprezza se stesso continua però, così facendo, ad apprezzarsi come spregiatore. Una vera volpe chiama acerba non solo l'uva che non può raggiungere, ma anche quella che ha colto e portata via agli altri. Tu gli hai offerto un'occasione di mostrare grandezza di carattere ed egli non l'ha sfruttata. Non te lo perdonerà mai. Una cosa buona non ci piace se non ne siamo all'altezza. Alla fine si ama il proprio desiderio e non l'oggetto desiderato. Di tutto conosciamo il prezzo, di niente il valore. La vita consiste in rari momenti singoli di altissimo significato e in innumerevoli intervalli in cui nel miglior caso ci si aggirano intorno le ombre di quei momenti, l'amore, la primavera, ogni bella melodia, la montagna, la luna, il mare. Tutto parla una sola volta veramente al cuore, seppure giunge mai a parlare, giacché molti uomini non hanno affatto quei momenti e sono essi stessi intervalli e pause nella sinfonia della vita reale.